Caraglia, avremo bisogno del punto della situazione, cioè che giorno è, cosa abbiamo fatto, a che punto siamo. Ok, oggi è sabato, è il giorno prima delle registrazioni, ci stiamo preparando, abbiamo preparato la saletta di registrazione che sarà in primis una saletta prove, ecco, e ora sto ripassando i pezzi in solitaria. Grazie, la lasciamo lavorare, grazie di essere stato con noi. Perché bisogna dormire bene quando si registra, altrimenti... Chi dorme male non suona registra peggio. Poi io ho portato il panettone perché il panettone fa bene alla salute. tipico panettone di febbraio. Esatto. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. Cosa metto? Normandia? Dio, madonna. Panettone, guanti e beauty. Una settimana di fuoco. Perché non metti i titoli giusti delle città, dei paesi? Non la metto, cosa metto? Normandia? Ma ha senso, ma Dio. Aspetta, i patin. Patin. Sono un po' estivi. Scusate, ma questo cazzo di sport non ha senso. Che sport è? E il pattinaggio su ghiaccio ad alta velocità e la quinta è a 16 centesimi di secondo dalla prima. Cioè, Ma che cazzo di sport è? Cioè, sono insieme. beh, infatti, cioè, è una gara tra spermatozoi praticamente. Come tempistiche. Stanotte quando tutti dormiranno, io verrò qui a generare l'Arctic Base. Col cavaliere e con la donnetta. La 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 la. Facciamo il servizio fotografico alla Maison. Nick, come sarà il prossimo disco? Il prossimo disco sarà, diciamo, multiforme. Oh, attenzione! Siamo passati Dal rotondo al cerchio al multiforme. e secondo me è un'evoluzione. Sintesi, infante kiwi. Infante kiwi. Chiediamo sempre che cazzo di accordi devi sapere. E con la donnetta, col cavaliere. E con la donnetta. Bevande ma finestra so che ja. Veio ma de c'han da semenar. Den quando tu lusen bot ma bien conta. Mi lai pa giù mi svista a trabalhar. Mi cianto paralego, cianto ma chanson. E anche oggi Nick se ne va. Chi paga le tasse qua? Chi paga le tasse? Il nostro braccio armato proletario. Marco, cosa ne pensi di questo disco? Questo disco è brutto perché non c'è il birimbao. Io volevo il birimbao, non mi ha messo il birimbao. Allora, ha senso? No. Addio. Ricordatemi come quella che suonava il fa durante la mazurka. Ciao Martinetta. Addio Marta.